Museo di Storia Naturale di Venezia possiede una vastissima collezione di reperti africani raccolti nel corso di due spedizioni distinte dall'esploratore veneziano Giovanni Miani nel corso della seconda metà dell'Ottocento. Miani tentò, senza successo purtroppo, di scoprire le sorgenti del fiume Nilo e in questa sala i reperti sono disposti esattamente secondo i suoi disegni, secondo il suo desiderio. Giovanni Miani nacque nel 1810 a Rovigo, figlio illegittimo dell'ultimo dei Bragadin. Ereditò fortunosamente tutte le fortune del padre, patrimonio che dissipò nel corso delle sue spedizioni per finanziare le sue spedizioni e per i suoi studi musicali. Lui era un appassionato di musica e fra le altre cose la collezione africana del museo mostra una grande varietà di strumenti antichi. Fra i reperti arrivati a Venezia ve n'è sicuramente uno di molto curioso. Si tratta della mummia di una sacerdotessa addetta ai coccodrilli sacri che Giovanni Miani ritrovò in una grotta in Egitto. Per i veneziani per moltissimi decenni questa fu la mummia del pigmeo, così era chiamata, poiché Giovanni Miani nel corso di una sua spedizione si accompagnò con due pigmei, si ritenne a lungo che questo potesse essere il corpo di uno dei suoi due accompagnatori.